ciao a tutti da Documento Veneziano. Abbiamo un bel problema, ancora pole position dominata troppo pesantemente. Hanno fatto anche una nuova patch da 600 mega che ho visto che hanno cambiato anche il layout, l'HUD insomma del gioco. Direi che possiamo alzare la difficoltà, stiamo leggermente tornando e sono contento. Questa rimane così ormai, però insomma una pole position con un secondo, questa moto qua mi sembra un po' troppo, soprattutto perché sono una pippa. I piloti sono schierati sulla griglia di partenza del Nuovo circuito layout, di Silverstone. ultima gara 95 e 2 gare a video per ottimizzare la MotoGP e dedicarci tanto a F1. Vai! E si parte raga verso la gloria eterna. Andiamo di sfruttare anche sto livello abbordabile ormai per noi per fare punti. Guarda che bastardo. L'unica roba che non capisco è perché non posso mettere 3 giri, così mi faccio anche 3 gare a video. MotoGP purtroppo diciamo non puoi fare il 50%. Dovizioso fuori, benissimo. Benissimo. Un po' di fortuna anche, siamo già in fuga cumendiana. Sì, bisogna comunque aumentare assolutamente il livello, solo di portarlo a 105. Sarebbe una cosa buona e giusta. Però il problema è che posso sempre ritirarmi ragazzi, se sbaglio posso giocare anche a livello 0, cambia poco. Buono, si parlo poco ragazzi, ma Silverstone è una gara favorevole, ma non quanto Bernard e l'errore dietro l'angolo. 4 decimi di vantaggio, non sono molti, anzi lo sento proprio qua. Comunque domino molto di più in quali... Ma non ci credo. Ma perché deve venirmi addosso? Ma sto facendo la mia gara tranquillo, va bene, ma sto zitto che è mai... Già anche con Formula 1 ho preso le bombe, che mi ha spaccato Raikkonen. Già sento il danno leggero, già lo sento. Cops, quanto amo le cops. Beckett, e andiamo, bisogna aumentare il livello in ogni caso, questa moto non possiamo fare questi risultati, non ha un senso logico. Non ha il classico senso logico. Quando andrò in Ducati cambierò il casco, cambierò un po' di robe. Ok. Anche degli sviluppi per la prossima gara teoricamente. Molto bene. Occhio, questa la prendo un po' larga, però secondo me con questo aggiornamento di 600 mega comunque hanno un po' la facilità, cioè il livello è leggermente più semplice. È vero che sono comunque migliorato, ma la moto è più forte, ma punto però il quarta si avvicina tanto, Prego, basta che non mi colpisci, superami piuttosto. Non ho parole. Non ho parole per lo schifo di Quartararo, mi ha colpito 2 volte. La moto non c'è più, la moto non c'è più.
Devo ritirare. In attesa dei Grazie. festeggiamenti del podio, guardiamo insieme i risultati finali della classe MotoGP. Ritirati Veneziano il quarto e Marchetto Marquez anche, incredibile. Non ho parole però. Siamo settimi nel mondiale. Che bello. Grazie. Altro ritiro. Alterno bei risultati. Ritiri. Va bene raga, andiamo. Vediamo. Prossima Misano, un'altra gara non semplice, vai. Da bestemmia raga, ci vediamo dopo le qualifiche. Siamo quinti, non male, siamo a livello 100 su 100. Sulla griglia di partenza con le telecamere che ci mostrano. Secondo me basta sul 5% perché sinceramente dopo quello che ho visto che ancora mi hanno buttato fuori, cioè basta, me ne sbatto le balle sinceramente, ve lo dico, perché mi sono rotto il cazzo. Cioè nel senso, detto proprio in maniera proprio tranquilla. Non è ammissibile. Ogni volta devo perdere perché questo, cioè sono stronzi anche, no, facciamo SM7, cioè mi sono rotto il cacchio, se è possibile che ogni volta devo perdere perché mi buttano fuori. Dai, andiamoci di far punti. Ok. Tutti i piloti sono in griglia. A me va, superatemi piuttosto, ma per piacere, non buttatemi fuori. Grazie. Cioè appoggiatevi, anch'io lo faccio, nessun problema. Cercate di non farmi danni moderati, danni leggeri, porca miseria. Ok, sicuramente non più difficoltà. Cioè questo mi volevo mettere anche 105, però poi vedo ste robe e dico tanto comunque mi butta fuori loro, quindi è già quella la difficoltà. Che poi buttano fuori, per carità, io me l'avevo frenato anche prima, però cazzo, stai un po' attento, la miseria. Qua proprio la sbagliamo completamente. Aspetta, la moto la sento che comunque è più veloce, gli aggiornamenti sono serviti. Ma porco Diaz, basta, proprio e basta. Continua così, saluta MotoGP, basta. Non è possibile che vengano addosso ogni volta. Potessi mettere 3 giri, cambierebbe tutto. Bene. Siamo sesti con la moto già danneggiata. Ma dico, va superami, zio Ken. Primo giro andato e la crisi è nera. Crisi nerissima. Ancora. Che non li vedo quelli dietro, non c'è niente da fare, non riesco a vederli. Cazzo per il Sitch, no! Salvato non so come, non chiedetemelo, non lo potrò più rifare nella mia vita. Sarà impossibile rifarlo. Adesso riesco a portare a casa un po' di punti magari qua. Dopo lo scivolone di Silverstone, non per colpa mia. Prossimo anno però voglio competere per i piani alti. Attento venezianone. 6 decimi di vantaggio sul settimo, troppo pochi per poter stare tranquilli. Non ho il passo dei primi ovviamente, bene così ci sta. Non è una gara favorevole, il livello aumentato, ci sta. Ho la moto anche comunque leggermente danneggiata, quindi cioè, ne ho proprio tutte, Beppe.
lungo, non hai penalità, ti prego. Meno male. Andiamo lunghissimi. E questo è il danno leggero. Questo è il fottutissimo danno leggero. Non andrei mai lungo se no è così. Anche perché non sto tirando. Guarda, porco, guarda. Incredibile. Sto buttando via punti perché la gente parla. Non la tengo. Basta un minimo danno e non la tieni più. Che bello. Ok, Market, Vale, Viñales. Devo frenare non più che prima, devo frenare proprio più in maniera più incisiva. Però li sento veramente vicini. Mi andrebbe benissimo a me il sesto posto. Ma manca ancora troppo, solo per poterlo sperare. Sappiamo che negli ultimi giri, per carità, ho messo la media, vediamo se con la media dietro magari vado un po' meglio. Valutiamo. No, basta. Basta però, zio porco. Ogni volta devono ammazzarti, oh. Adesso sbaglio anch'io. Andata di culo che non c'era la sabbia. È un po' dura, eh. Sono sempre loro a venirmi addosso. Cioè, se io freno di più, sono cazzi miei, nel senso, superami. 3 giri alla fine, quello è il problema. Un altro danno e non la tengo più. Davanti purtroppo nessuno cade. Ok, lei è durissima Beppe. Sono troppo teso perché un altro ritiro no, Un altro ritiro è abbastanza insostenibile. Devo fare punti. E qua il Q sta letteralmente pitturando, contando che è una moto praticamente devastata. Stiamo pitturando, Beppe. Ok. 2 laps remanang in un inglese che ormai è di maestro lingua. Mamma mia, sto perdendo tantissimo da Dovizioso, però quantomeno ho guadagnato qualcosa.
rallentare tanto, raga, perché il porco zio dietro l'angolo. La moto ormai va avanti per inerzia, poverina. E vai, terzo danno leggero. E adesso, nell'ultimo giro, magicamente si sveglia. Final lap. Con una moto che ormai è peggio di quella della Chicco. Tenere duro, raga, bisogna tenere duro. Ok. Soffrendo come un porco, fioi. No, eccola là. Tengo duro con le unghie e con i denti. Non posso permettermi la miscela 2. Tutti fenomeni adesso all'ultimo giro. Tutti fenomeni. Tutti fenomeni. Ancora, incredibile. Ci ho provato. 5-6 decimi. Non ho parole. Non ho parole. No, mi saltano i nervi. Non può essere che alla fine ottavo. Vai. Va bene. Se loro ti ammazzano possono fare tutto. Beh, mi sembra anche giusto. Siamo in classifica ottavi. Ormai anche il quinto posto me lo sogno purtroppo. Vabbè raga, sotto il comandante veneziano sono alquanto incazzato. Ciao!